Eccoci qua. Per gli ultimi 5 minuti, anche dopo per dare i saluti e per ringraziare, e spero che tanta gente ci hanno ascoltato e ci ascolteranno, perché poi andiamo a vedere lo share dopo direttamente su Facebook, che è il canale che comunque ci dà più semplice. Quindi guarda che è passata prima la canzone, a me piace tantissimo, tanto è vero, il mio cuore suda. Che è passato anche per me sulla 4, diciamolo, Enzo l'aveva scelta come canzone proprio perché mi piaceva il video, mi piaceva la canzone, giusto dare importanza anche a chi ci ospita, chi aiuta nella promozione di tutto. Grazie Mariangela, perché a me mi ha fatto piacere, perché io, tanto è vero che anche sulla 4 abbiamo cercato di creare un'emittente tematica dove in effetti si vada, quando riguarda nella musica di WB che la cantava bene proprio per il nostro format, e ci ha fatto un grande piacere, tanto è vero che quando l'altro amico, diciamo Fabio, ci ha presentato te Mariangela e Tommaso, ho detto è una cosa che andava benissimo e quindi mi ha fatto piacere, ed è quello che io, a parte che stiamo parlando anche del video, ho fatto pure bene anche il video, perché è carino vedere dove incomincia, dove è stato fatto il video, perché poi per dare anche un significato. Sì, quello è stato il primo video di questo album, che si vedono dei lavori in corso, quindi l'album ancora non è uscito, abbiamo fatto il nuovo WB con dei lavori in corso, quindi questo deserto. Cioè che si comincia da zero, ma? Sì, abbiamo azzerato tutto il passato, anche i vecchi lavori, i vecchi album, e abbiamo riproposto un personaggio nuovo, dai. Esatto. Vabbè, noi visto ci abbiamo fatto queste belle chiacchiere, abbiamo giustamente detto e dato dei messaggi importanti, delle cose. Io vorrei continuare a dire anche il fatto della casa discografica, perché è bello questo. La produzione musicale, sì, quando prima qualche ragazzo che in effetti oggi ci sono dei ragazzi che veramente non sanno apprezzare le opportunità che gli vengono date. Magari ci sono persone che studiano, lavorano per cercare di ottenere qualcosa, e chi magari qui gli viene regalato subito un piatto d'argento non riesce a fare neanche il minimo sacrificio, perché si sa, l'arte di per sé come ogni altro lavoro è sacrificio. Ma l'arte è quella che deve essere data, perché cioè, in che modo va costruita, perché se io in effetti devo costruire qualche cosa, anche per costruire qualsiasi cosa si fa mattone dopo mattone, cioè non è che uno fa in modo di costruire una cosa già bella e fatta, cioè penso solo i fortunati, ci sono delle persone che sono degli eletti, no? Gli eletti hanno il fatto di trovarsi già direttamente già la cosa già bella e fatta, però è più bello quando per esempio, no, devo dire a te, Tommaso, è più bello trovarsi una casa già bella e fatta oppure costruire a mattone per mattone? Dal mio punto di vista mattone per mattone. Però oddio, se uno ti dà l'opportunità, perché poi non rispettare il lavoro degli altri? Che poi è il tuo, no? Ti ha dato questa opportunità ma tu non lo rispetti. Poi se come a lì, ma che io sono gente. Perché poi alla fine sei tu la poi sono io il cattivo. Sei il cattivo, sei la persona sbagliata, ma parliamoci chiaramente, tu lavorativamente lo sai, si fanno dei sacrifici. Io posso mai pretendere dalla persona che sta investendo su di me, cioè mi viene a prendere, mi riaccompagna, non mi voglio alzare, non voglio fare questo, non voglio fare distinzione tra un lavoro e l'altro. Quindi arrivato a un certo punto uno deve solo alzare le mani. Poi ci sta questa cosa, proprio parlando dei ragazzi, che non sanno dividere la vita personale con quella lavorativa, quindi vogliono comportarsi, sai, amichevolmente. No, quando si lavora si è sempre degli estranei. No, ma è la prima cosa. Guarda che manca proprio se ne stavo parlando prima, anche nello sport, che comunque la prima cosa. Sì, nello sport. Che nello sport stesso c'è proprio questo, che comunque uno pure deve stare concentrato, perché io parlo per esempio che io vengo, quando vado dal calcio a 5 per esempio. Sì, pure io lo faccio ancora. Bene, io dico calcio a 5 perché in effetti la regione è quella più seguita. Allora, un mio insegnante, che io lo posso anche dire bellamente, che siamo l'avvocato, questo mi diceva, quando bisogna fare delle cose bisogna farle concentrate, perché se tu per esempio incominci a fare quella cosa e incominci a pensare ai problemi di casa, oppure devi togliere tutto quello devi andare in campo per esempio devi pensare alla gara, bravo, la stessa cosa come te, per la musica è uguale perché è il tuo percorso, è una tua cosa, perché invece sono delle persone che dicono io ti dico la prima cosa è quello che deve venire e poi uno deve pensare a altre cose. Noi abbiamo detto vogliamo fare qualche cosa dal vivo. Sì, mettiamo in difficoltà vogliamo ascoltare con
una cosa a cappella, io non so. No, diciamo che salutiamo dopo, vogliamo salutare una cosa a cappella, direttamente, vogliamo già salutare? Allora, sai che dobbiamo salutare? No, abbiamo ancora altri 5 minuti, è ancora bello parlare, ancora chiacchierare. Facciamo una cosa adesso così e poi dopo facciamo una cosa proprio bella proprio Anzi, salutiamo a cappella proprio. Vai. Mettiamo tutti in difficoltà Sì. e ci riusciremo. Ascoltatelo, è dal vivo. Lo fai più alto. Sì, e che stai doppia bio, frate, tu vai contro me, o frate, tu vai contro me, ti faccio due rimo, frate, e te zomberienta, siete tutti zombo, frate, come cranberries, picca mazzo, frate, batte pura kiss, in la scena siete cheese, la giarita, rindo mixo, frate, in la scena siete chiusi. Ti faccio un cristallo e ti rimuovo come fosse un Nubiru, ma pure così. Forse perché stai parlando troppo che stai parlando. Forse di farlo male a qualcuno e in quel momento no, qualcuno si è sentito forte. No, era così generico, era generico. Di solito quando si fanno queste cose, vedi, nel rap si è abituati a fare qualcosa contro qualcosa, no? Questa sembrava qualcosa di volta a qualcuno. Però mi è piaciuto, vedi, il fatto della concentrazione, che tu nel momento in cui quella che stavamo parlando proprio sono concentrato. si è concentrato e poi ho visto proprio veramente il vivo, dal vivo, direttamente doppia vivo, che come ha fatto il rapper, perché quella è la cosa carina, cioè la cosa proprio bella. E in quel momento là è come Maradona, per esempio, che prende il pallone e palleggiava davanti a te, tu ma devi aspettare, se la palla non cadeva mai, e così ha fatto il progresso. Ma guarda, io non so se era questa cosa del no, devo assicurare perché io non ho mai visto questo, però sono degli amici. Sì, io non l'ho mai vista, questo volevo sapere. Poi perché me l'ha detto, perché è l'esperienza proprio vera di Nino D'Angelo, che qualche volta che in effetti è sempre un amico, che andava a vedere gli allenamenti, cioè lui comunque il pallone non lo faceva cadere mai, cioè lui lo sopportava ma come palleggiatore, cioè come tecnica era un freestyle, sì, era un freestyle, era indiscutibile. Ti ricordi quella pubblicità dove c'erano calciatori più recenti, tipo Davids, Zidane? Come no? Tu credi che era vera quella cosa della pallina di ping pong? Io non lo so. Allora, per cui era vero, perché in effetti io vedo cose che parlando di calciatori, i calciatori stessi, campioni, no? campioni sono fenomeni, perché tu vedi il calciatore nel momento in cui, anche negli allenamenti, la prima cosa che vanno a fare è partire la palla, fare i palleggi e cose, proprio per fare in modo che anche quando Del Piero le punizioni le tirava con la pallina da te. No, lo fa ancora, si allena così per prendere precisa. Ho visto questa cosa da vivo, mi sono fatti del rapper perché io non ho mai visto, ho visto tutti gli artisti cantare, ma il rapper proprio mai, perché comunque devi fare in trance, non sempre in trance. E questo è perché è fatto al momento e non è preparato. Volevo dire, non lo so se si fa, lo vogliamo dire che ogni venerdì vogliamo fare un appuntamento per bene il cuore? sì, possiamo fare ogni venerdì possiamo fare un appuntamento proprio con i rapper. Sì, a me fa piacerissimo. No, ma a me fa piacere tantissimo perché in effetti, allora questa qua è stato l'invito che ti ho fatto e ti ringrazio che... no, ma sono io ringraziare no, quando si tratta di arte, vedo che tu fai radio con il cuore come io faccio. No, ti ringrazio perché nella concentrazione che ti dicevo prima, perché anche la mia professione adesso io non lo sto pensando più, che sto pensando a tutti e due voi qua che stare e quindi il mondo del rap. Quindi per questo ogni venerdì possiamo fare benissimamente questa cosa, anche lo diciamo ai radioascoltatori di Radio Azzurra Napoli dopo, e anche loro poi dopo possono andare direttamente su internet per farci sapere se questa cosa è piaciuta e quindi daremo un seguito a questa cosa. Sì. Perché essendo che poi il rapper comunque, essendo che in Campania ci sono delle belle realtà, Tommaso, e come ci sono anche gli altri amici che possiamo dire versamente che sono. Quanti rapper napoletani? Sì. No, io li stimo tutti perché comunque chi ha il coraggio di mettersi 99 posti? 99 posti sono storici, no? Benissimo. Che hanno fatto una bella collaborazione come giustamente. Io questo vedi. 99 posti, ma sono storici 99 posti. Perfetto. Adesso Dico Sang, ci sono sciolti e mi dispiace. Valentino, ci sono i Fossera, Fossera non sbaglio di Emiliano. Comunque io sto ascoltando i loro dischi, mi piacciono. Ma sono persone che alcune di queste conosco. Ciccio Merolla. Ciccio Merolla. Io quello da.
scusami Ciccio, grande Ciccio, scusami tanto. Ce l'ha, ma la lista è lunga, perché c'è il materiale al sud. Anche il nostro Ferro Cavalli, che comunque è anche bravo. Si cimenta nel rap. Si cimenta nel rap, esatto. Comunque, se lui ci ha dato proprio questa idea qua di fare. Ah, sì, è stato lui, allora gli facciamo un applauso. Ma il direttore artistico nostro che ci dà lo spazio. No, è anche benissimo, perché non tutti ci credono. Anche il nostro editore Gianluca Morgante, che ci ha dato lo spazio. E quindi diciamo che questo sarà un appuntamento fisso, veramente. E anche dei ragazzi che in effetti che fanno le. Li vediamo anche qua, anche dei altri ragazzi, anche dei talenti, perché qui sono dei talenti noi non lo sappiamo. Stessa cosa, io nel momento che ho visto rappare, io ho detto. Hai mai visto chi le prima? Vabbè, lo dicono tutti. Bravo! Tipo, sai, mi vedo in pasticceria che faccio. Ma che fa male? Ma. Ah, stasera sta là, ti vengo a vedere, io faccio. No, le chiede. Ma quella non lo sapevo. A Caivano sta un bambino, cammina con la sua maglia tutti i giorni e va per le case delle gente e fa vedere i bambini è la cosa più bella che va. Vedi, anche è il miglior critico. è il miglior critico, perché quello là che ti vuole bene col cuore veramente i bambini. Lui lasciando anche altri fan che uno ha. Poi il bambino, io vedo, guarda, a volte pure io, sono proprio di radio e televisione, a volte che faccio, maggiormente non vengono le persone, vengono poi i bambini, lo sai che l'ho visto per televisione, non ci ho visto per radio, e mi emoziono perché io dico. Io non hanno fatto la gara, si conosceva la canzone più bella. No, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Cioè, due bambini a scuola, no? Uno di questi è il mio padre. Il bambino fa, dai, cantiamo delle canzoni insieme. E il primo bambino cosa canta? I tormentoni del momento. Quella canzone che tutti facciamo di ballano. E l'altro bambino risponde a te. Quale cantava? Vedo troppi le cavette. C'è una strofa che dice vedo troppi le cavette e tanti brut. Vedo troppi le cavette e tanti. Ma maestra, ma tutte queste cose io dico magari devo dare il nostro Marco di Rosario, perché grazie a Marco che veramente che a parte che senza di lui no, ma senza di lui no, guarda, è come tu c'hai una Ferrari e poi non c'è la benzina, la nostra benzina si chiama Marco di Rosario, è benzina, è il nostro. Io abbiamo il nostro Valentino Rossi, perché alle manette, noi quando ci organizziamo dei programmi, li organizziamo proprio giusto in 2 minuti, basta capire, perché questa è la passione e questa è la voglia. Sì, questa è la base. Bravo. Si può fare. Allora noi ci resta poco tempo, allora noi vogliamo salutare, anzi io principalmente voglio salutare di essere stati ospiti e non solo, perché questo giustamente ogni venerdì. Per un momento ringrazio e faccio da cavalire a Mariangela. Grazie a te per averci è più dolce ospitato. di te, visto che la pasticceria la faccio ancora Caivano. più dolce. Sì. Veniteci a provare a Caivano, magari. Dici il nome della pasticceria. Si chiama Totteria La Storia del Dolce, siamo in via Giacomo Matteo. Va benissimo. Ci stiamo proprio sul corso, è facile da arrivare. Siccome il dolce abbiamo il doppio dolce. Doppia vita, Massimo. È stato un piacere, veramente non vedo l'ora di ritornare. Io ringrazio tutti, ringrazio te, ringrazio il nostro folico di fiducia e tutti gli ascoltatori. Io non posso altro che ringraziare Savio Cavalli, l'editore Gianluca Morgante, Marco Rosazzo. E poi vogliamo fare in modo proprio di fare, possiamo fare questo direttamente al rapper salutare, per modo ogni venerdì a finale salutiamo i nostri ascoltatori della Azzurra Napoli dopo. Ci sei? Ce l'hai la base? E poi vai. Ah, perfetto, allora possiamo ancora parlare un altro po' che quindi facciamo vedere dei saluti proprio molto più originali, perché visto che parliamo di rapper lo faremo proprio originale, magari vedremo se eventualmente se a finale è piaciuto veramente, diciamo scusa, ma che è successo alla fine? Che ha cantato? Vediamo se ci sosterranno in queste nostre decisioni. Io spero di questa cosa sia la puntata zero e quindi ne sarà ancora a 300, in modo che fare in modo di, visto che il rap è bello perché comunque dà anche dei messaggi, soprattutto dei messaggi, non ci dobbiamo fermare alla parolaccia, no? Ma al messaggio. Che messaggio hai detto con determinazione, sì, con destra. Siamo pronti Marco? Vai! Allora io da qua saluto i nostri ascoltatori e vai a finale direttamente.
E solo quando sono solo scopro di essere uomo. E ho il coraggio di prendere. Frate, sta puntata è venuta qui. Ci vedremo venire io, frate, QWO, spiriti. Un saluto a tutti voi, frate. E mo so fatto voi, si venaria. Ci ho trovato un'altra volta. E questa è una rotta, frate, pensa che sto scassando. E invece sto pagando, frate, WO, doppio danno. Sono un rapper e 7 me danno. Bam, bam, bam. Ma non fermarti,